Paolo Gozzi, sindaco di Arcugnano, anche la sua cittadina è stata colpita, però forse è tra quelle di cui si è parlato di meno perché la scala di priorità era Vicenza, Cresole, per grandezza del capoluogo e per importanza del problema. So che anche la sua terra è stata fortemente colpita. Sì, abbiamo avuto soprattutto la vallata di Sant'Agostino, qualcosa anche nella vallata di Fiumone, che ha subito la grande alluvione di questi giorni, anche se non è stato il Bacchiglione il nostro artefice, piuttosto il Retrone. I danni sono visibili, ci sono sia nelle strutture comunali che nelle case dei nostri cittadini che nelle fabbriche dei nostri lavoratori, per cui i danni ci sono e contiamo anche noi di riuscire a dare una risposta molto forte a tutte le persone che hanno subito danni. Oggi l'incontro col Presidente Napolitano, come esce da questo incontro? Cosa l'ha colpita di più di quello che ha detto e del suo atteggiamento verso Vicenza e il Vicentino? Intanto un ringraziamento al Presidente Napolitano, al Presidente Zaia, al Comune di Vicenza, al Sindaco Variati per l'ospitalità, e al Presidente della Provincia, al Prefetto, eccetera, a tutte le autorità. È stato veramente un momento di grande importanza, la vicinanza delle istituzioni che da prima era un po' povera, passatemi questo per termine, oggi invece è molto presente. La presenza del Presidente Napolitano è un segnale forte per noi sindaci, per l'impegno che noi abbiamo sul territorio e quindi nei confronti nostri il Presidente si è impegnato a portare avanti le nostre necessità. Qualcuna delle frasi più significative che oggi ho ascoltato, che so che siete stati colpiti anche un pochettino a livello emotivo? Alcune frasi toccanti sono state proprio l'aver vissuto in prima persona i momenti difficili e vedere i territori ancora colpiti e quindi riportare, diciamo, queste sue emozioni. E questo secondo me è stato forse il fulcro più importante, proprio il sentimento più forte che lui ha voluto trasmettere. Poi ci sono state tantissime altre frasi, però sono sempre state un contorno di tutta questa sensibilità che lui ha provato per i territori colpiti. So che si è espresso positivamente molto nei confronti degli amministratori dei comuni. Sì, ci ha gravato di una grandissima responsabilità che noi portiamo con molto orgoglio e con molta forza. Ha detto che i soldi che saranno trasmessi dallo Stato ai comuni colpiti saranno in mano naturalmente del commissario Zaia, ma anche di noi sindaci, di noi amministratori, che con grande onestà noi li impiegheremo per le persone colpite e per il nostro territorio. Quindi con molta fiducia nel nostro operato e nelle nostre attività e nelle nostre capacità. Questa solidarietà da parte delle istituzioni centrali può aiutare un po' il Veneto a sentirsi più parte dell'Italia? Siamo in un momento molto difficile, nel senso che se le istituzioni abbandonano il Veneto io credo che questa rottura diventi quasi definitiva. Se le istituzioni centrali danno una mano, sostengono il Veneto, io ritengo che ci possa essere una certa vicinanza anche a Roma e alle istituzioni. Grazie. Sempre con grande rispetto. Grazie.